Sono tornati in libertà i 5 operatori sociosanitari ritenuti in primo grado responsabili a vario titolo di maltrattamenti nei confronti di 29 anziani ospiti in quella che è stata ribattezzata la casa di riposo degli orrori a San Donà di Piave. Il processo è da rifare perché sarà la Corte d'Assise d'Appello a dover giudicare gli episodi incriminati. L'ha stabilito la terza sezione della Corte d'Appello di Venezia, che invece di pronunciare la sentenza come previsto ha deciso di trasmettere gli atti al Presidente della Corte perché è competente nel giudicare l'aggravante contestata ad alcuni imputati per lesioni, che secondo la Procura hanno portato alla morte di un'anziana, una ferita ancora aperta per la comunità. Ricordo che questi fatti si sono consumati durante le restrizioni del Covid, quando in case di riposo si poteva entrare solo con molte restrizioni, molto spesso le persone anziane erano lasciate in balia di questi personaggi, chiusi in camera, non c'era possibilità di accedervi per i parenti, per gli amici, le associazioni di volontariato e questo ha causato questa situazione che ancora per noi non è giustificabile in nessun modo, non è neanche spiegabile come ci si possa comportare così. Pensare che qualcuno possa approfittare di questa situazione di inferiorità fisica o psichica per dar sfogo alle proprie pulsioni è una cosa aberrante che ci umilia come uomini e poi come amministratori. Purtroppo abbiamo visto che bisogna ricominciare. Un altro schiaffo per i familiari delle vittime. Il primo schiaffo è stata la sentenza del giudice del lavoro che l'anno scorso ha disposto la riassunzione di alcune di queste persone, non i responsabili di reati più gravi per carità, ma alcuni degli operatori sociosanitari che erano stati licenziati a seguito dei fatti hanno fatto ricorso al giudice del lavoro che ne ha disposto la reintegrazione in case di riposo. Io ho parlato con la direzione della casa di riposo, noi abbiamo impugnato immediatamente questo provvedimento, non accetteremo mai di reinserire queste persone nella nostra struttura e non vorremmo che in nessun modo entrassero in strutture analoghe. Tra l'altro le vittime predestinate erano quelle del settore viola, cioè il settore dove c'erano i malati di Alzheimer, quelli che hanno più difficoltà ad esprimersi, a spiegare quello che succedeva e qui probabilmente ci sono state delle mancanze anche da parte di chi doveva controllare, insomma, di chi doveva essere presente, cosa che oggi stiamo tentando di affrontare con una frequenza, non dico quotidiana, ma insomma assidua alla casa di riposo, in questa, che è quella storica che abbiamo alle spalle, e quella nuova che abbiamo inaugurato a maggio dell'anno scorso. I 5, condannati a pene comprese tra 2 e 8 anni di reclusione, sono tornati in libertà perché secondo il collegio non vi è più rischio di reiterazione del reato, perché allontanati dalla casa di riposo. Dall'inchiesta è emerso che gli anziani venivano sottoposti ad angherie perché protestavano oppure chiedevano aiuto se si sporcavano. Una degente, secondo la procura, è morta per insufficienza cardiorespiratoria a causa delle fratture provocate dalle percosse e delle vessazioni psicologiche.